direi proprio che non ci sono discussioni, no, per carità ci sono per alcuni vini alcune manifestazioni particolari, ma insomma abbiamo fatto vini straordinari. Ecco, io aspetto quelli dei Colli un po' perché sono a casa mia e un po' perché sono un po' l'emblema e non valevano niente fino a pochi lustri fa, e oggi competono benissimo con qualsiasi vino del mondo, quindi è un simbolo. E qui il Vinitaly, devo dire, ogni anno, nonostante la concorrenza, nonostante tutto, diventa sempre più bello, più importante, più numerosa la partecipazione, più qualificata. La crisi è dovuta a tante cose, ho cercato di spiegarlo. C'è un fattore di crisi che è quello che accomuna un po' tutti i prodotti, che è la crisi dei consumi, ma quello del vino è accentuato anche da altri fattori, stili di vita che cambiano, una indispensabile tutela che ahimè non fa bene al vino, però io mi sento di dirlo anche fra i produttori di vino, la tutela della vita umana quando si è alla guida di un automezzo va conciliata. Probabilmente un limite a 0,2-0,3 come quello di cui si sta parlando in uno come me è una cosa ridicola, ma forse in qualcun altro non ha lo stesso cosa. Insomma, ci sono tanti problemi difficili da risolvere, i prezzi troppo elevati. Però insomma dai, abbiamo letto, abbiamo anche fatto qualche passo avanti, segno che si possono conciliare le difficoltà con le nostre capacità. E il vino veicolo anche per il turismo? Vino, paesaggio, vigneto, turismo, beni monumentali e artistici, è il patrimonio nostro che i cinesi potranno copiare tutta la vita ma non riusciranno mai neppure a avvicinare.